e vediamo adesso là seguire la Romina Fiorini che ha ceduto nel finale. Rino Grassi 809 e la transitata al giro di nuovo con buon margine di vantaggio sulla Manuela Cremolini. E questa è la terza, Romina Fiorini. Brava Romina, terzo. Brava Romina, brava. E qui conclude invece i piazzamenti di categoria. Brava. Sì, Bravo Peppe, bravo. Coraggio. Bravissimo. Chiara Damiani. Ha rimontato bene anche lei però, ha rimontato bene nel finale la Chiara, brava Chiara Damiani nel finale Viglia, bravi tutti ragazzi, bravissimi. Bravo Carlo, bravo Daniele. Ne manca una nel settore femminile per concludere. Yes, secondo e dopo solo piazzamenti di categoria dove ne premino 30, quindi un buon numero del settore femminile che sarà premiato oltre alle 5 assolute. Bravissimi. Coraggio. Bravi Lauri. Bravo. Bravissimo. Bravo, avanti là in fondo. Bravo Jimmy. Avanti. Bravo Jimmy, bravo. E quindi diventerà quinta assoluta Maurizia Patracchini, quinta assoluta. Bravo. Eccola, la quinta sta arrivando. Maurizia Patracchini, quinta assoluta. Brava. Vai ragazzi, bravissimi tutti. In vista del traguardo. Qualcuno sta già meditando la gara che ha effettuato, ma se avessi spinto un po' di più, però le forze sono quelle, dai. Ecco Loreno Marangoni, ottimo organizzatore della gara, bravo, e siamo anche in bravo. grado per le prime 5 di dare i tempi ufficiali. Bravo Roberto, bravissimo. Bravo Il tempo di 1:54 per la Cremolini, 1:27:54 per la Romina Fiorini, 1:28:24. Poi abbiamo la quarta classificata con il tempo di 1:28:45 e l'ultima, cioè quinta, l'ultima arrivata sino a questo momento, la quinta assoluta, il suo tempo è 1:30:04 e risponde al nome di Maurizia Patracchini. Bravissimo, bravo. Vieni qui. Giampaolo Ferrari. Filo lì un attimo, bravissimo. 1:31. Oh, datemeli pure i suggerimenti, e io li accetto volentieri, però state attenti a non sbagliare, perché mi fregate una volta sola. Eccola, prima di categoria, Moira Campagnano. Prima di categoria, Moira, bravissima. Ottima ancora la fondatura, brava Moira. Brava, arrivo lì. Ecco il filo lì. Bravissima, brava. Siamo al limite di 1:32 in questo momento, esatti 1:32 dalla partenza degli atleti. Molti hanno già concluso la loro gara, altri stanno arrivando. Bravi tutti, complimenti per la vostra gara. Ottimi metri ragazzi, molto bene così. Alberto e Marco Ghinato sono arrivati, bene.
Bravissimi, bravi ragazzi, ultimi metri, le posizioni non sono quelle, state tranquilli, abbiamo la seconda di categoria con il 9,77. La Giovanna Ballarin, quindi seconda di categoria, e adesso naturalmente fino alla 30esima. Ricordo che dal sesto di categoria e poi di ogni categoria il premio lo potete ritirare subito. Di oggi quando le hai, quando ti danno le classifiche maschili me li dai subito così vado a casa per scriverlo prima del partito di oggi. Daniele, dove sei? Daniele Trevisi? Madonna! Grazie Mario Brusco, mentre si riposa prendo un attimo in mano le reti, tra virgolette, della manifestazione, anche se naturalmente un ringraziamento particolare l'ha fatto tutto il gruppo Salus, grande organizzazione, l'avete potuto vedere soprattutto per chi è stato materialmente sul percorso, ma già qui all'arrivo avete visto la grande coreografia di questo gruppo, che tra l'altro ricordo è anche il vincitore del campionato provinciale Ultra di corso strada e mi dà la gancio questo per ricordare anche questa è la prima prova del campionato provinciale di mezza maratona, la seconda sarà il Memorial Cardinelli a Ferrara. Torno nel 1950 per questa atleta iscritta questa mattina. Quarta assoluta. È Cristina, assoluta. Cristina Martinelli, vero? Dico bene. Ha vinto Cristina 3-4 edizioni sicuramente di questa manifestazione. Cristina, vieni qua. Cristina, vieni. Ma sul serio? Io ti ho riconosciuto. Che decidi? Forse Hai ancora il record? L'hai avuto fino a oggi? No, non è il record perché il record è di Lauro Fogli, però Cristina No, il record Martinelli. della corsa, delle vittorie. No, il record di vittorie c'ha. Sì, è vero, 7 vittorie, hai ragione. Cristina, scusa che ho bloccato io, volevo veramente farti dire due parole. 7 vittorie, vieni Cristina, magari non in tanti ti hanno riconosciuto perché hai smesso di correre e hai ripreso solamente da poco. Cristina Martinelli ha vinto 7 edizioni di questa manifestazione, ve l'ero anche scritto, e è quella che detiene il record veramente. Allora, È di Rovigo, ieri Cristina, ci spostiamo per esigenze di proprio per essere ripresa. Eccola qua. Non so se ce la fai. Sono con Cristina Martinelli, vincitrice di 7 edizioni, detiene il record di manifestazioni vinte, record per il tempo di Lauro Fogli. È tornata a correre il giorno europeo, abbiamo visto anche alla maratona di Ferrara, e vorrei chiederei veramente cosa vuol dire, cosa sente dopo aver vinto 7 edizioni, tornare in campo, ovviamente. Gli anni passano purtroppo, poi non si può essere più competitivi come prima, però abbiamo visto ancora in organizzazione, cosa si prova veramente a correre ancora dopo tanti anni questa gara che si è vinta per 27 lei. Tutti gli amici, per la provincia. Ho visto altre donne, non